Nuovamente buona giornata a voi che ci seguite e buona giornata anche all'avvocato Alessio Morosin. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a lei e buongiorno ai telespettatori che ci seguono. Candidato capolista per la precedenza del Partito dei Veneti, uno dei padri dell'autonomia, si può dire, insomma, perlomeno della richiesta di autonomia del Veneto nel corso degli anni, è un volto molto conosciuto anche per questo e in questa tornata elettorale porta appunto il suo messaggio all'interno del Partito dei Veneti. È una elezione questa che di autonomia fa parlare sostanzialmente lungo tutto l'arco costituzionale, si può dire. Ma diciamo questo, che il tema centrale di questa campagna elettorale, anche se da 10 anni si parla di autonomia, in realtà molti hanno indossato la maglia all'ultimo minuto, perché è comprensibile anche politicamente, perché il 22 ottobre 2017 chi ci ascolta, i veneti, sono andati al voto sul quesito dell'autonomia e il risultato è stato clamoroso, al di là delle aspettative. Nessuno ipotizzava che si arrivasse al 98,1% dei sì, quindi è un voto dal valore politico direi condizionante qualsiasi quadro, anche di governo della regione, oggi e anche domani. E in questa prospettiva ovviamente tutti hanno indossato la maglia dell'autonomia, però è da dire una cosa, che la genesi, il percorso, la procedura che ha portato al voto del 22 ottobre 2017, detta in breve perché io l'ho vissuta nei dettagli, potrei parlarne per ore e non voglio annoiare, ma anche per far capire, non c'era nessuno, né Zaia, né la Lega, né nella sua coalizione, che avesse nel programma l'obiettivo dell'autonomia. E l'obiettivo, il referendum, è stato una gemmazione per stoppare, le parole solo dell'onorevole Dario Bondo di Forza Italia, la richiesta di un referendum consultivo sull'indipendenza. Allora, siccome avevamo messo in piedi una macchina enorme, non potevano dire di no, perché avevamo coinvolto consigli comunali, 183 consigli comunali, 5 dei 7 consigli provinciali. A un certo punto in regione, per sbrogliare la matassa, per risolvere l'inghippo, hanno detto mettiamo in piedi un referendum anche sull'autonomia con 5 quesiti. Poi sono state approvate le 2 leggi il 12 giugno 2014 e entrambe le leggi impugnate il 9 agosto 2014 dal governo Renzi, democratico però non voleva referendum consultivi in Veneto, e la Corte Costituzionale nell'aprile 2015 con la sentenza 118 ha deciso come ha deciso. Io ero presente in Corte Costituzionale come avvocato e ovviamente sono stato a patrocinare entrambe le leggi. La Corte ha detto no al referendum sull'indipendenza, ma non avevamo dubbi, ha detto di no anche a 4 dei 5 quesiti e qui poi, ovviamente avendo ammesso un quesito, si è andati al voto il 22 ottobre 2017. Però nessuno ce l'aveva nel programma, capito? È nato così. E quindi io dico, non essendoci dei padri, cioè i padri naturali siamo stati noi, e chi l'ha dovuta gestire, per ragioni istituzionali ovviamente, di organizzazione, di conduzione del governo regionale, sono i padri putativi, e il padre putativo, come capiscono bene i telespettatori, è sempre meno motivato. Non è che vogliamo parlare male, anzi ha fatto tutto quello che poteva fare, quasi tutto Zaia, però in realtà il meccanismo si è inceppato dopo, perché con un grande consenso, il 98%, oltre il 98%, nella trattativa, io ne parlai anche col caro amico professor Mario Bertolissi, che è il capo della delegazione, dico guarda, se andate a trattare, se fossi io il Presidente della Regione ti darei un mandato preciso, dagli un termine, perché è già scritto nella Costituzione, 116 e 117, quali sono le materie, le 23 materie. Le funzioni sono collegate, sono oltre 120 funzioni. Le risorse sono quelle che lo Stato ha speso fino ad oggi. Avete bisogno di un tempo burocratico per sistemare il quadro? Bene, vi va bene 4 mesi? Sono pochi. 5? Pochini. 6? Ve ne diamo 8. Ma il giorno dopo la scadenza del termine, e questo io l'ho lanciato come proposta anche in questa campagna elettorale, una regione seria, che vuol dare una risposta ai propri cittadini, dice allo Stato guarda, ti ho dato tutto il tempo possibile, decorso quel termine noi assumeremo una iniziativa che chiamiamo di disubbidienza fiscale istituzionale, che non vuol dire pagare le tasse, non è un'associazione, un soggetto privato, l'istituzione Veneto, quella che ha deciso di andare al voto e che ha ottenuto un voto, dà un termine allo Stato, e lo Stato deve essere serio, non possiamo accettare di fare lo zimbello del paese, dei governi che verranno. Lei avrà visto anche l'ultima proposta, quella della preintesa accordo del febbraio dell'anno scorso. Mi fermo qui perché non arriverà mai, arriverà
Fra 10 anni parleremo, se rimarrà questo contesto istituzionale e governativo, saremo ancora in attesa dell'autonomia. Quindi serve un partito territoriale. E questo spiega appunto la presenza del Partito dei Veneti, ma questa autonomia, diciamo, allora, che spiega appunto l'avvocato Morosin, è diversa dall'autonomia di cui sta parlando Zaia, che sta cercando Zaia, e visto che ne parlano anche altri candidati come Rubinato, Sbrollini, Lorenzoni, che autonomia diversa? Spieghiamolo agli elettori. Noi parliamo dell'autonomia come è prevista dalla Costituzione, ma lo Stato ha difficoltà a riconoscere, tant'è vero che più di qualcuno ha detto che con l'approvazione del titolo quinto della Costituzione nel 2001, che allargava questi spazi ulteriori, forme e condizioni particolari di autonomia, questa è la locuzione della legge, qualcuno poi ha cercato di tornare indietro, ma nel frattempo è maturato quello che ho descritto prima e si è andati al referendum. Quindi è già tutto scritto, non c'è una interpretazione piuttosto che un'altra, c'è già la Costituzione, c'è una sentenza della Corte Costituzionale, c'è un referendum. Quindi è colpa dei governi e dei politici. Dico solo una cosa che veramente è grave e che i telespettatori non hanno mancato di cogliere. Dei 70 parlamentari circa che ha il Veneto, nessuno ha mosso un dito per fare qualcosa. Il governo Salvini, Lega, 5 Stelle ci ha preso in giro. Io ho una memoria di ferro, ma anche i cittadini non serve essere particolarmente dotati in memoria. 15 gennaio 2019. Presidente Conte dice: fino a quella data i tecnici sistemeranno le questioni burocratiche e il 15, 14, 15 febbraio faremo la firma dell'intesa. Poi c'erano le elezioni europee, Salvini pensava di prendere voti al sud, legittimo, però dannoso per il Veneto. Non si può andare con la maglietta prima la Campania, prima la Puglia e prima il Veneto, quando invece ci hai messo in coda, ci hai già tirato la pedata, il calcio in testa. Questo devono capire, e la contraddizione si coglie e anche nel gioco all'interno di queste elezioni tra Zaia e Salvini. Quindi premiate Zaia anche perché ha già vinto, ma ricordate che Salvini l'autonomia non verrà da mai. Ma Zaia, questo è il punto delicato sul quale io mi sono concentrato, ha già vinto ma è schiavizzato, è limitato, ha un fardello, ha un peso, ha una sorta di qualcosa che lo stringe, lo obbliga a rimanere dentro un recinto partitico di cui potrebbe tranquillamente fare a meno, perché Zaia vincerebbe anche da solo. Non solo il suo partito lo ha già fermato e continua a fermarlo, ma addirittura Salvini, Berlusconi e Meloni hanno fatto un accordo politico imponendo a Zaia un accordo che prevede in 2 punti. Uno dice: noi approviamo l'autonomia, oddio è già approvata, semmai vi impegnate a votare la legge finale del 116 terzo comma della Costituzione, e voi, dice la Meloni e Berlusconi, ci votate il presidenzialismo. È una presa in giro. Lei capisce che il presidenzialismo, lo diciamo a quei telespettatori che magari conoscono meno la Costituzione e i meccanismi, a impegnarsi sul presidenzialismo vuol dire impegnarsi su un percorso di revisione della Costituzione, che è una cosa elaborata, lunghissima, laboriosa, impegnativa, che vuol dire rinviare alle calende greche, all'infinito, l'attuazione dell'autonomia. Questa è la beffa finale. Quindi la nostra posizione qual è? In questo contesto, che è facile da cogliere, i telespettatori lo sanno, noi non vogliamo fare l'opposizione. Diciamo una cosa semplice: ci sono 50 consiglieri, Zaia se ne porta a casa 35 circa, ce ne sono altri 15 per l'opposizione. Sarebbe dannoso per il Veneto che questi 15 andassero a quell'opposizione della sinistra, del PD, che è per principio contraria, diciamo, ha dimostrato di non avere la passione né l'interesse né una condivisione di un percorso autonomista. Quindi, per sdoganare, per rendere fruttuoso meglio il grande consenso di Zaia, che è già vincitore, quindi sa già che vince ma rimane fermo. Allora ci vuole una forza del territorio, non condizionata dai partiti italiani e neanche dalla Lega, che rende fruttuoso, che stappa, dico io, stura, questa realtà, questo blocco nel quale è confinato Zaia. Zaia è in un lockdown politico, cioè è bloccato là, ha un consenso enorme ma infruttuoso. Non realizzabili. Allora noi, andando a occupare più spazio possibile un'opposizione che poi non è opposizione perché è anticipazione di Zaia, noi vogliamo andare oltre Zaia, non contro. Ma chi va contro? Cosa ci interessa? Ha già vinto, noi bisogna che lavoriamo per fare il lavoro, tra virgolette, sporco. Sì, se serve nell'interesse del territorio e dei veneti lo facciamo. Vuol dire obbligare lo Stato, che
è uno Stato baro che non rispetta gli accordi, vedete i Presidenti di Consiglio che dicono firmiamo il 15 febbraio e poi non firma, e se fosse un altro Presidente del Consiglio sarebbe la stessa cosa, a venire a termini precisi, a condizioni precisi. Il Veneto ha diritto ad un dialogo serio, rispettoso, da parte dello Stato e non a una beffa costante. Abbiamo ancora 2 minuti di chiacchierata. Per darle i tempi sostanzialmente anche della battuta successiva. No, ma ha spiegato bene, appunto, infatti non l'ho interrotto perché la spiegazione c'era da questo punto di vista. E quindi la conferma, insomma, che sì, all'opposizione, ma... Noi non andiamo all'opposizione, forse andiamo alla anticipazione di Zaia, perché che cosa abbiamo interesse ad andare contro una persona che ha un grande consenso? Siamo preoccupati che Zaia prenderà un grande consenso, quindi ha già vinto, e poi rimanga infruttuoso, rimanga senza prospettive di attuazione, per un motivo, ripeto, semplicissimo, perché è legato dal suo partito, ed è legato un'altra volta di più da un accordo che la sua coalizione, Lega, 5 Stelle, Berlusconi e Fratelli d'Italia, gli hanno imposto il presidenzialismo. Quindi entriamo in un tunnel buio, dove per 5 anni si continuerà a parlare di autonomia senza mai vederla concretizzata. Quindi noi saremo la fortuna dei Veneti, quindi più voti date al partito dei Veneti e quindi a chi rappresenta solo il territorio ed è libero, svincolato, non condizionato ai partiti italiani, più velocemente arriverà l'autonomia. Più o meno è questo l'appello, però a 30 secondi ulteriori per ai 30 secondi, siccome la legge elettorale è un po' balzana, ne parlava qualche esperto i giorni scorsi, c'è una cosa particolare. Voi, se volete votare la persona, per esempio nel caso Morosini o altro candidato di qualunque partito, basta che scriviate il nome sulla scheda, in qualsiasi punto. Per esempio io sono del Partito dei Veneti, ma se uno scrivesse Morosini nello spazio riservato a Zaia, il voto a Morosini è valido in qualsiasi... Questa è una cosa senza precedenti, ma l'obiettivo, la ratio della legge qual è? Salvare a tutti i costi la scelta, l'indicazione dell'elettore. Quindi la legge vi premia, e se vi fa piacere mettere per esempio il mio nome accanto a quello di Zaia perché sono quello che lo libererà dai vincoli nei quali è confinato, io vi ringrazio e votate il Partito dei Veneti, ovviamente, perché abbiamo candidati di altissimo livello in tutte le province. A Venezia abbiamo un candidato sindaco, Stefano Zecchi, che è una figura straordinaria, quindi abbiamo messo in piedi un parterre di idee, di progetti molto forti e molto importanti per il Veneto. Grazie Alessio Morosini, buona giornata. Grazie a lei e buona giornata a tutti. E buona giornata appunto anche a chi ci ascolta. 7 in punto torna come di consueto domattina. Grazie e arrivederci.